Terza corsa, una prova per cavalli di 5 e 6 anni. Non vincitori di 25.000 euro in carriera, sono in 7 dietro le ali dell'Autostart. Una prova equilibrata nella quale è stato giocato Continental K, quale è cofavorito con Cataleya Wise AS. Numeri 4 e 5 i due più attesi, la terza forza del campo, l'1 Charlotte Griff. Antonio Di Nardo in salchi. Si va in partenza, andiamo a leggere il campo dei partecipanti a questa terza corsa, premio Nazionale Italiana Basket over 40. 1 Charlotte Griff, Antonio Di Nardo, 2 Beethoven Griff, Nicola Salacone, 3 Boni Spritz VP dell'Annunziata, 4 Continental K Federico Esposito, 5 Cataleya Wise S Alessandro Gocciadoro, 6 Blue Dancer Roberto Vecchione, in seconda fila 7 Babel VL Riccardo Picchi. Start che prende velocità, si ritrae Blue Dancer, parte con calma Beethoven Griff. E veloce dal largo Continental K che contiene Cataleya Wise S, quale prova di insistere all'imbocco della prima, piegato e sbaglia, e così rimane davanti numero Continental 5 K Cataleya Wise S, Spritz. squalificato. Poi in terza posizione Charlotte Griff che precede Beethoven Griff, quindi Babel VL e Blue Dancer. 15 per il lancio iniziale, con il quale Continental K ha preso la testa e ha respinto una Cataleya Wise S che ha sbagliato, così l'avversaria sulla carta è fuori corsa. 16,5 la retta opposta alle tribune. Ha fermato in maniera decisa Federico Esposito, che vede ora arrivare a destra Babel VL, che si è scoperto ed è risalito a spesa zero, 48,1 addirittura per i primi 600 metri di corsa. Si viaggia sul piede dell'1,20. Continental K in vantaggio su Boni Spritz, secondo alla corda, di fuori Babel VL, poi Charlotte Griff, quindi ancora Beethoven Griff e Blue Dancer. 1-3-1 per la metà gara. Prosegue in evidenza il figlio di Vivid Wise S, che si porta verso il chilometro, completato in questo istante in 1:17,9. Di fuori sempre Babel VL, poi Boni Spritz, ancora Charlotte Griff, Beethoven Griff e Blue Dancer. Non cambia nulla sulla retta opposta alle tribune, se non che Continental K allunga, mettendo in difficoltà Babel VL. 14,2 la retta opposta alle tribune. Continental che prova a fuggire da Babel VL e da Boni Spritz, sbaglia Charlotte Griff. Numero 1 Charlotte Griff, Griff, la piegata conclusiva passata in 14,6 da Continental K, che entra in netto vantaggio in retta d'arrivo. Continental K che nel finale si allunga e vince facile, mentre c'è lotta per il secondo posto con Babel VL che nei pressi del palo ha ragione di Boni Spritz. 28,9 a chiudere, c'è un 58 meno una linea per gli ultimi 800 metri, 1:15,2. Facile assunto in percorso di testa di Continental K, Federico Esposito che guida per Eric Bondo all'allenamento, i colori del signor Nucera. La vittoria in coast to coast del 5 anni da Vivid Wise S, Continental K.